Una buona giornata, prima edizione martedì 25 febbraio, come sempre la cronaca in primo piano che ci accompagnerà per tutto il corso della puntata, una puntata anche ricca di ospiti. Avremo in esclusiva e anche in anteprima l'onore e il piacere di ospitare in questo studio Marco Goldin, curatore e critico d'arte trevigiano, che domani annuncerà il suo ritorno ormai concreto, e era un po' nell'aria da giorni questo presentimento e questa notizia che è diventata realtà. Domani saranno svelati poi tutti i retroscena e i dettagli di questa nuova mostra con cui Marco Goldin tornerà nella sua Treviso dopo un lungo periodo di allontanamento dalla città con le sue mostre, quindi aspetteremo lui che ci racconterà insomma un po', vedremo se riusciremo a capire di più e a riservarci qualche dettaglio prima della sorpresa di domani. Come dicevo, poi invece la cronaca, torneremo sui fatti di questi giorni, dalla sparatoria di Chiarano di ieri all'incidente mortale sul Fadalto di Vittorio Veneto, e partiamo proprio da lì. Intanto stiamo aspettando il contributo della nostra Tiziana Bolognani, che è riuscita ad intercettare il padre dei bambini ancora ricoverati e della piccola Afra, che purtroppo domenica nello schianto non ce l'ha fatta, aveva 4 anni. Intanto è indagata per... Eccoci, mi dicono che invece siamo pronti subito da Colfosco di Susegana con il nostro Christian Arboit, che vedo in bassa diffusione in questo momento. Torniamo dunque in presa diretta sulla sparatoria di Chiarano. Ci sono importanti novità, andremo poi invece sull'incidente mortale del Fadalto. Christian, se mi senti, insomma, l'aggressore è ancora in fuga, ma ci sarebbe un primo arresto, giusto? Buongiorno. Giusto Edi, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Allora, una situazione in continua evoluzione con dei continui colpi di scena. Abbiamo appena parlato, però il clima non è assolutamente positivo nei nostri confronti. Abbiamo appena parlato con delle persone che in questo momento stanno all'interno della casa dei Lucchesi. Siamo a Susegana, qui abita la figlia dell'uomo che ieri ha sparato a Chiarano, ha sparato nei confronti, ha sparato dei colpi contro il marito Malacarne, 29 anni, che è grave in ospedale. Abbiamo parlato probabilmente con questa donna che appunto è ritornata a casa da poco e che non ha voglia appunto di parlare con noi, però ci sono delle novità. C'è un arresto, è stata arrestata, è una situazione un po' complessa, un quadro familiare molto complesso. È stata arrestata la fidanzata del figlio di Alex Lucchesi, una donna, Daniela Polato, si trova agli arresti con l'accusa di favoreggiamento e porto abusivo d'arma. Cos'è successo? Che l'uomo che ieri è stato autore di questa aggressione, di questa sparatoria a Chiarano, si è dato alla fuga. Di quest'uomo al momento non c'è traccia. Le ricerche proseguono in tutta la Marca Orientale e anche nella zona del Friuli, dove avrebbe dei parenti, ma ieri sera sono state intercettate 2 auto. Nella prima, che era l'auto utilizzata nella sparatoria, è stato trovato un figlio di Alex Lucchesi. Nella seconda auto una Panda, la fidanzata del figlio, per l'appunto questa Daniela Polato, che aveva con sé la Glock, ovvero la pistola utilizzata nella sparatoria. Per questo si trova agli arresti con una serie di accuse. Non è stato arrestato il figlio per favoreggiamento, perché appunto il favoreggiamento non c'è se si favorisce la condotta di un parente. Quindi
un quadro molto molto complesso. Perché siamo qui in via Maglio a Colfosco di Susegana? Perché qui abita appunto la vittima che si trova grave all'ospedale e abita la figlia dell'aggressore. Qui la notte precedente l'aggressione shock di ieri sono stati sparati in aria dei colpi, quindi c'è stata un'intimidazione, una prima intimidazione. Dei bossoli sono stati ritrovati a terra, bossoli del calibro 9, gli stessi utilizzati nella sparatoria ieri mattina più o meno a quest'ora a Chiarano. Quindi l'intimidazione, le minacce sarebbero partite proprio qui da Susegana, da Colfosco di Susegana, la follia che poi ha portato alla sparatoria di ieri in centro. E a proposito degli attimi concitati vissuti ieri, ecco, ci stanno chiamando. Allora, vediamo un attimo, facciamo così Edi, è tutto molto in evoluzione. Mandiamo il servizio di ieri, ripercorriamo la vicenda e proviamo a capire se qualcuno adesso ci vuole parlare. Il primo servizio. Sono nascosti dietro il banco da me, tutti e due mamme, perché ha avuto paura, perché l'altro che sparava. Una giovane mamma che si rifugia dietro il bancone con i suoi 2 figli, 3 anni il bimbo, 6 mesi appena la bambina, il suo compagno a terra con un colpo di pistola nella schiena, esploso a quanto pare dal padre di lei. Scene di terrore poco dopo le 11 al bar Irina e Giulia in centro a Chiarano. 29 anni il genero, 52 il suocero, italiani di origini sinti. Ho sentito sparo e dopo venuta giù che tremavano in mani, ha visto dei ragazzi per terra che ha sparato sulla schiena. Prima è scoppiata la lite tra suocero e genero davanti al locale, poi la situazione degenera, spunta una pistola. Un attimo dopo lo sparo, uno solo che colpisce il giovane alla schiena. Il 29enne cerca riparo all'interno della gelateria, si trascina, cade a terra tra le urla terrorizzate della compagna ed il pianto dei bimbi. Come ha detto la moglie, sì, è suo papà, ha confessato che è suo papà che ha sparato, suo marito. E cosa ha detto la signora? Le ha detto qualcosa quando si è No, urlava, dopo lei è svenuta, ragazzi. I bambini poveretti piangevano, io nascosto dietro il banco. Subito scatta la richiesta di soccorsi sul posto. Poco dopo arrivano i sanitari del 118 con l'elicottero che trasporta il 29enne al Cafoncello in neurochirurgia. Il proiettile si è conficcato nella spina dorsale. La prognosi è riservata. Nel piazzale di via Zanardo arrivano anche i carabinieri che ora conducono le indagini. Si tratta di un tentato omicidio che è stato fatto questa mattina intorno alle 11:30. La vittima è un giovane del 96, residente qua nella zona, che è stato colpito alle spalle da un colpo di pistola. Escludiamo sicuramente la rapina, quindi non è un intento di rapina nei confronti della pasticceria, ma probabilmente un gesto mirato alla vittima. Subito scatta la caccia all'uomo volta a rintracciare il suocero della vittima che dopo aver sparato è fuggito. Sappiamo che comunque è in zona e quindi stiamo cercando con le nostre pattuglie sul territorio attraverso il controllo di intercettarlo. Ignoto al momento il motivo della lite, i due facevano parte di un gruppo di clienti frequentatori abituali del bar e che fino ad ora non avevano mai causato problemi. Buoni clienti, mai stati cattivi ragazzi, non lo so cosa è successo tra loro. Cioè venivano spesso? Sì, a bere caffè tranquilli. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del RIS che hanno condotto i rilievi dentro e fuori il locale per rintracciare e repertare tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica del tentato omicidio. Ok, quindi tu non hai sentito nulla? Sì, rientriamo in diretta da Colfosco. Qui un residente di questa palazzina, posso chiederti il nome? Mio nome è Safikul Islam Tanim. Tu mi dicevi che nella notte tra domenica e lunedì non hai sentito spari in aria. Io non sento niente. Contrariamente invece a un altro vicino di casa che dice di aver sentito delle auto sgommare proprio qui all'esterno. Poi tra l'altro sono stati trovati anche dei bozzoli appunto di calibro 9. Ecco. Signora Lucchese, possiamo parlare? Niente, non ci vuole parlare la signora Lucchese, chiaramente ci ha appena detto di andare via. Le chiedo, i rapporti con i vicini come sono? Sì, io ho trovato molto bene, quindi
Quindi quello che è successo un po' la sorprende? Quello personale io non ho sentito niente, quindi noi siamo una bella famiglia, tutti appartamenti. Ok, grazie. Quindi insomma, vedete, stiamo raccogliendo diverse testimonianze, siamo appunto qui a disposizione anche della signora Lucchese se vuole riferirci, se vuole dirci qualcosa. Scusate la concitazione, ma ovviamente è tutto rigorosamente in diretta come sempre, quindi siamo in via Maglio a Susegana, dove è iniziata l'intimidazione. Ma ha qualcosa da dire, signora Lucchese? Ha qualcosa da dire? Allora, proviamo un attimo, facciamo così, Edi, mandiamo il secondo servizio. Nel secondo servizio c'è il sindaco Stefano De Pieri, il sindaco di Chiarano, che parla. Il secondo servizio. Non ci aspettavamo una cosa del genere, sfortunatamente sembra che questo tipo di avvenimenti si stiano ripetendo nel nostro territorio, sicuramente dovute a una, non dico mancanza di controllo, ma una superficialità degli stessi, proprio perché la comunità di Chiarano è sempre stata molto tranquilla e non ha mai avuto casi del genere. Il sindaco di Chiarano esprime tutto lo sconcerto della popolazione per il secondo grave fatto di sangue nel piccolo comune della Marca Orientale. Neanche un anno fa Fossaltamaggiore l'agguato a colpi di pistola ad un 37enne kosovaro, ora la sparatoria davanti alla gelateria in centro di Chiarano in pieno giorno, a 2 passi dalle poste, di fronte all'asilo con i bimbi che giocano in cortile. Altro che paese tranquillo, sbotta il primo cittadino, bisogna rafforzare i controlli. Bisogna riaffermare anche il controllo del territorio, la centralità dello Stato e dell'ente locale come presidio di polizia e di buon governo. Non a caso da qualche settimana il sindaco di Chiarano, assieme ai primi cittadini di Cessalto e Meduna, ha organizzato dei pattugliamenti serali del territorio con gli agenti delle polizie locali a fronte del crescente senso di insicurezza manifestato anche dai cittadini sconcertati di fronte a quanto accaduto. Ero qua in laboratorio a fare i biscotti e ho sentito un colpo, pensando fosse magari la vicina di sopra a fare le pulizie, ma alla fine mi sono girato e ho visto che c'era ambulanza, carabinieri, è arrivato anche l'elicottero. È sconcertante, insomma, diciamo, in questi paesi, è sconcertante anche di fronte alle figlie piccole che succedono queste situazioni, e si rende conto che è sempre più drammatico, insomma, vivere, non nelle grandi realtà come Milano, ma sono diventate anche adesso, Milano, Roma, ma anche adesso. No, qua. Sì o no? Finito il servizio? Sì, allora stiamo parlando un po' spizzichi e bocconi con la signora Lucchesi. Al momento ci ha detto poche cose. Poco fa ha proferito, ha detto non lo ammazza nessuno mio marito, quindi adesso cerchiamo di capirne un po'. In caso Edi richiederemo la linea. Per il momento la fuga dell'aggressore prosegue, le ricerche sono estese a tutta la Marca Orientale e anche alla Veneziano, forse qualcuno sta aprendo. Signora Lucchese, noi siamo in diretta su Antenna 3, lei può dirci qualcosa? Va bene, Edi, facciamo così. Continuerò a dialogare con la signora Lucchese e cercheremo di capirne di più. Per il momento con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie Simone per questo intervento, grazie ovviamente anche per il lavoro che fate, sempre sul posto, sempre presente il nostro Cristian Arboit. Come avete visto è stata una vera e propria presa diretta, quindi scopriremo insieme a voi telespettatori, insomma, se ci saranno aggiornamenti su questa questione, se la signora Lucchesi parlerà o meno. Vi faremo ovviamente sapere il più presto possibile, non appena Cristian ci richiederà eventualmente la linea.
Noi intanto continuiamo con la cronaca che arriva dal Vicentino, dal Bassanese, siamo in Val Brenta. Una casa distrutta dalle fiamme, è stato tratto in salvo il proprietario. La cronaca che non si riserva ovviamente di lanciare colpi di scena come questo. Fortunatamente appunto il proprietario di questa casa è stato messo in salvo. Sul posto per noi da Val Brenta la nostra Chiara Gaiani, che vedo in compagnia di due ospiti. Chiara, che cos'è successo? Raccontaci tutto. Buongiorno. Allora Edi, buongiorno a tutti i telespettatori. Intanto vi presento il primo ospite, il sindaco di Val Brenta non me ne vorrà, che è il signor Giovanni Zanella, che è proprio il proprietario dell'abitazione, che è riuscito lui stesso a fare le prime operazioni di messa in sicurezza della casa per evitare che l'incendio, che è partito da una canna fumaria intasata, molto probabilmente intaccasse anche le abitazioni vicine. Poi c'è il sindaco di Val Brenta, che ringraziamo, Luca Ferrazzoli. Allora al signor Giovanni vorrei proprio chiedere che cosa è accaduto ieri sera verso le 22:30. C'era un leggero fumetto e dopo qualche secondo ho aperto la finestra. Nel frattempo il cagnolino ha cominciato a fare i pazzarielli e sono andato dentro e c'era già il fuoco che andava di fronte al camino. Lei a quel punto ha avuto proprio una prontezza di riflessi, ha pensato ai cani e poi che cosa ha fatto? A quel punto ho provato a buttare acqua prima, ho visto che non combino niente e ho lasciato perdere fuori i cani, la bombola CPL e altre 2 o 3 cosine che avevo su un'altra stanza. E chiamato i vigili del fuoco? Ho chiamato i pompieri nel frattempo. Che sono arrivati anche velocemente. Nel frattempo però ho chiamato pure i pompieri. Ecco, come vedete quindi il signor Giovanni ha davvero fatto tutte le cose che si devono fare in questi casi di emergenza. Purtroppo lei non ha portato fuori niente da casa. Niente, nemmeno niente, tutto dentro, no, anzi tutto bruciato. Accanto ovviamente a Giovanni il comune, anche perché voi siete intervenuti subito questa notte perché c'è stato un problema anche con l'energia elettrica. Sì, il vero che è intervenuto subito sono i vigili del fuoco, che noi ringraziamo, i carabinieri. Noi ci siamo occupati della fase successiva, ovviamente c'è stata preoccupazione perché con il calore passando lì la linea della pubblica comunque è saltata la corrente in paese, ma ci siamo occupati soprattutto oggi di quelle che sono le misure di primo soccorso a Giovanni, perché come diceva sostanzialmente è rimasto con questi vestiti, quindi trovare un alloggio, dare la possibilità di avere dei pasti caldi per poi risolta questa questione occuparci dell'agibilità della casa, perché ovviamente nel verbale dei pompieri emerge l'inabitabilità dell'immobile che quindi dovremo dichiarare noi, e poi insieme a Giovanni e agli altri soggetti coinvolti valutare quello che può essere un percorso che possa ridare a lui un'abitazione adeguata. Ecco, come vedete dalle immagini di Alessandro Cossacurta il tetto è completamente distrutto, ma dentro credo sia rimasto ben poco. Dentro ovviamente non ci può andare nessuno, neppure Giovanni. La preoccupazione comunque era tanta, perché questi sono borghi in cui le case sono molto vicine, sindaco. Sì, quello che si diceva, nel senso che al di là poi dei singoli interventi c'è il tema che sono borghi in cui le case sono molto vicine, quindi è stato importante l'intervento dei vigili del fuoco, al di là poi di mettere in sicurezza Giovanni e poi anche capire dalle prime analisi sembra che non ci siano danni ad immobili vicini, e quindi vi è tutta una serie di attività che andranno fatte dopo anche per far sì che il borgo non si trovi in un degrado importante. Ecco Edi, se mi permetti fare un'ultima considerazione con il sindaco e anche con Giovanni, si può toccare con mano, per me che vengo da una zona di pianura, anche la realtà della montagna del Veneto, in cui comunque tutti nei momenti di difficoltà sono davvero molto vicini. È una realtà, quella della montagna, molto particolare, sindaco. Sì, la solidarietà è l'elemento che caratterizza queste zone, che sanno cosa significa il sacrificio, le difficoltà, fa parte del proprio patrimonio
immateriale e quindi è un valore che è condiviso. Ovviamente dopo gli interventi di primo acchito e della solidarietà immediata serve poi un percorso che porti insomma a risolvere il problema definitivamente, sia per quanto riguarda l'alloggio sia poi per quanto riguarda la sicurezza di questo immobile e degli immobili vicini. Però quello diciamo fa parte dell'attività amministrativa, la cosa importante è che nell'immediatezza una persona non si trovi sola e questo non è accaduto. Allora io davvero ringrazio Giovanni Zanella, sentite i suoi cani, insomma, sono qua tutti, lei li ha contati, stanno tutti bene i cani? Ci sono tutti, per fortuna. Allora ringraziamo davvero Giovanni Zanella, ringrazio anche il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli e Alessandro Costa Curta per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea. Grazie Chiara, grazie ai tuoi ospiti per questi aggiornamenti. Una puntata concitata oggi, ci spostiamo subito ancora con la cronaca a Quarto d'Altino, dove per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori in compagnia di Andrea Grazioso, segretario generale della Filca CISL di Venezia. Parliamo dell'infortunio sul lavoro che è avvenuto a Quarto d'Altino, resta ancora grave l'operaio folgorato. Gli aggiornamenti con Ilaria Marchiori, buongiorno. Sì, buongiorno a te Adi, buongiorno ai nostri telespettatori. E come hai anticipato restano gravi le condizioni del 44enne ricoverato al centro grandi ustionati di Padova, ma non sarebbe in pericolo di vita. Questo incidente che è avvenuto proprio qui in una delle aziende alle mie spalle in via Tommaso Abate, appunto a Quarto d'Altino, a distanza di pochissimi giorni dall'altro incidente a Sottomarina in cui ha perso la vita un ragazzo di 21 anni e ovviamente anche il caso di Verona. 3 incidenti in pochissimi giorni, tanti gli appelli, soprattutto anche da parte dei sindacati, giusto Grazioso? Sì, innanzitutto vorrei fare l'augurio di pronta guarigione al lavoratore e le condoglianze purtroppo alla famiglia, ai familiari, perché questo è un dramma che vivono le famiglie per la perdita di un loro caro. Sì, stiamo parlando del caso di Sottomarina, ovviamente, del 21enne, tra l'altro si sta aspettando il nulla osta per poi procedere con il funerale. Certo, ecco, incidenti che si stanno susseguendo, sono di varia natura, bisogna analizzarli ciascuno per il proprio esito, insomma per come sono avvenuti, però sta di fatto che bisogna che ci impegniamo ancora di più a diffondere una cultura sulla sicurezza, a rispettare maggiormente le norme che ci sono, e se vengono rispettate gli incidenti non si verificano, perché il testo unico sulla sicurezza è molto chiaro, dopodiché ci vuole tanta formazione e tanto impegno da parte di tutti. Ecco, Quindi Grazioso, lei è convinto che si tratti proprio di un rispetto delle norme sia ovviamente da parte del datore di lavoro che del lavoratore, così facendo, rispettandole attentamente, senza alcuna disattenzione, gli incidenti diminuirebbero? Senz'altro, e lì bisogna lavorare molto sulla formazione. Perché se diventa il tema della sicurezza caro a tutti, e mi riferisco a largo raggio anche alle persone normali, perché gli incidenti succedono anche a casa, incidenti domestici, per cui deve diventare una priorità la sicurezza, però va coltivata, nel senso che bisogna fare anche investimenti, bisogna investire di più in sicurezza, bisogna anche punire fortemente chi non rispetta le norme, perché ci sono anche casi dove purtroppo imprenditori per ridurre i costi tagliano i costi sulla sicurezza, e questo non va bene. Dobbiamo tutti quanti impegnarci a cercare di rendere la questione della sicurezza una priorità. Ecco, lei dice che spesso tagliano i costi sulla sicurezza perché sono completamente a carico loro, per questo? Sì, perché poi quando si fa un preventivo, se si abbassano i costi di molto rispetto a un'altra impresa che invece è seria e rispetta tutte le norme, è chiaro che poi le conseguenze vanno a ricadere sui lavoratori, e questo non va bene. Passi ne sono stati fatti, cosa ancora ci sarebbe da fare secondo lei proprio nell'immediato?
Innanzitutto è importante che domani il prefetto abbia convocato un tavolo dove ci saranno tutte le parti in causa, quindi associazioni, enti sulla sicurezza e anche CGIL e CISL-UIL di Venezia, e inizieremo a discutere sul caporalato e sulla sicurezza. Questo è un tema importantissimo e cerchiamo appunto di portare le nostre istanze, che sono quelle appunto di investire in sicurezza, fare più formazione, fare una grande campagna informativa in tutti i luoghi di lavoro sulla salute e sicurezza. Ecco, avete sentito, allora domani ci sarà appunto questo tavolo in prefettura. Io ringrazio Andrea Grazioso, qui da Quarto d'Altino è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, noi continuiamo intanto con la cronaca. Dopo questi aggiornamenti abbiamo visto il devastante incendio raccontato dalla nostra Chiara Gaiani con il testimone accanto a sé a Valbrenta, mentre sempre nel Vicentino, nell'escursione, un deposito agricolo è andato bruciato, questa volta a Zugliano. Sono ingenti, anche se non ancora quantificati, i danni provocati dall'incendio di un deposito attrezzi e mezzi agricoli a Zugliano. La struttura di circa 400 metri quadri è andata in gran parte distrutta. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora da chiarire, intorno alle 19:30 di lunedì 24. I vigili del fuoco sono intervenuti con 14 operatori e 6 mezzi arrivati da Schio, Bassano del Grappa, Vicenza e col supporto dei volontari di Tiene. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente pericolose a causa della presenza nello stabile di alcune bombole di GPL. Proprio durante l'intervento una di queste è esplosa, provocando un successivo scoppio. I vigili del fuoco sono comunque riusciti in breve tempo a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di 3 abitazioni attigue. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio. I pompieri hanno lavorato molte ore per lo spegnimento degli ultimi focolai e per la bonifica della struttura. Ancora un incidente sul lavoro in Veneto, è accaduto in provincia di Verona, a perdere la vita un 35enne camionista di Merlara. Si era fermato a pochi metri dal consorzio dove stava portando il suo carico, voleva controllare la motrice, ma qualcosa è andato storto ed è rimasto schiacciato. È morto così Thomas Gobbi, autotrasportatore di 35 anni. L'ennesimo infortunio mortale sul lavoro è avvenuto a Carpi di Villa Bartolomea nel Veronese. Thomas Gobbi era originario di Merlara, ma da qualche tempo si era trasferito a Masi con la fidanzata che era in attesa del loro primo figlio. Ieri il 35enne camionista stava effettuando una consegna di fertilizzante al Consorzio Agrario del Nord-Est quando deve aver rilevato qualche problema nella motrice. Ha fermato così il camion e ha azionato il comando per sollevarla, ma mentre stava controllando o per un errore o per un guasto la cabina si è abbassata, tornando al suo posto e schiacciando il 35enne. A dare l'allarme è stato un dipendente del consorzio che si è accorto del camion fermo in mezzo alla stradina che porta al deposito. Quando sono arrivati sul posto i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una passione per i camion fin da piccolo, quella di Thomas, grande lavoratore, come ricorda il papà. La famiglia Gobbi era stata segnata dal lutto già 10 anni fa, quando nel dicembre del 2015 morì un altro figlio, Kevin, appena 21enne, in un tremendo incidente stradale tra Merlara e Castelbaldo, poco lontano da casa. Interrompiamo la cronaca per parlare di sanità. Maxi concorso per reclutare infermieri negli ospedali pubblici del Veneto. La prova a Padova, dove si sono presentati in migliaia per 640 posti, ma ci racconta tutto nel dettaglio la nostra Valentina Visentino. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, dalla Chione Arena, dove stanno entrando i primi partecipanti al mega concorso per reclutare 640 infermieri in tutte le aziende sanitarie del Veneto. La prima prova a mezzogiorno, visto l'alto numero dei candidati, sono circa 2.825 per la precisione. La prima prova è stata divisa in 2 sessioni, la prima intorno a mezzogiorno, infatti li vedete che stanno finendo di entrare adesso i primi candidati, la seconda sessione oggi pomeriggio alle 3, e sono arrivati davvero da tutta Italia i candidati per cercare insomma un posto nella sanità pubblica. 640 i posti banditi, segno che insomma la Regione vuole dare una risposta alla carenza di infermieri e di personale sanitario che ormai raccontiamo quotidianamente nei
nostri servizi. Tuttavia la risposta rispetto e confrontandola a quella degli anni scorsi è stata più tiepida, anche se ovviamente sono 3.000, quindi sono molti, sono migliaia i candidati, ma rispetto al 2020, quando per 190 posti si presentarono 5.000 persone, i 3.000 di oggi insomma dimostrano anche la minore appetibilità del posto pubblico. Il maggior numero di posti disponibili tra i 640 banditi della Regione Veneto si trovano per l'USL 2 della Marca Trevigiana, dove ci sono 150 posti, 110 posti per l'USL 1 delle Dolomiti, 100 posti per l'USL 7 Pedemontana. Il veneziano porterà a casa 158 infermieri tra USL 4 Orientale e USL 3 Serenissima. A Padova invece numeri più contenuti, sono 15 posti per l'azienda ospedaliera, 10 posti per l'USL 6 e 2 appena per lo IOV. Tanti i candidati, appunto dicevamo arrivati da tutta Italia già dalle prime ore di questa mattina, li ha intervistati per noi Francesco Rataio. Vi lascio con le loro voci, la linea può tornare allo studio. Tu da dove vieni? Pavia, in realtà sono siciliana, però Pavia. E è la prima volta che provi un concorso? No, è il secondo. E dove l'avevi provato, Antonio? A Pavia, dove lavoro da 4 anni praticamente. E cosa speri di riuscire a portare a casa? Sicuramente forse una riconoscenza che forse nella città in cui sono e non ho più, e aspirare a qualcosa di migliore. È la prima volta? No, decisamente. Voi dove hai lavorato adesso? Azienda universitaria integrata di Borgo Roma. A Verona? Sì, Verona. E quindi siete qua cercando un'assunzione definitiva? No, stiamo cercando un'assunzione migliorativa della nostra. Quinta volta forse. E perché venite, cioè perché lo rifate? Nel senso, voi avete già un lavoro? Io perché mi devo avvicinare a casa, perché facendo i concorsi vieni assunto in tutti i posti nella regione, io sono lontana da casa e quindi mi voglio avvicinare. Siamo di Treviso. Siamo di Treviso. È la prima volta che lo fate? Concorso sì, ci siamo laureati a novembre. Quindi cosa auspichi? Non lo so per adesso, in teoria dovrei mantenere lo stesso reparto, io ho già iniziato, quindi almeno sperare l'indeterminato. È marito in attesa? Sì. Quindi sono solo un accompagnatore puro e semplice e basta. Però soffre anche lei? No, tranquillo, non soffro su questo. Se riguarda me sì, ma se riguarda gli altri no. Vicenza. È la prima volta? Primo concorso, sì. Ma tu stai già lavorando? Sì, all'ospedale di Vicenza. Però con un contratto a tempo determinato di 2 anni. Quindi la speranza? Di passare al posto fisso. Da Lecce. È la prima volta che provate il concorso? La prima volta, sì. Ma voi dove siete laureati? A Lecce, Università di Bari. E quindi fate tutta questa strada per partecipare a un concorso, avere una possibilità in più. E l'aspirazione è quella del posto fisso? Sì, vabbè, in realtà entrare in pubblico è tutta un'altra cosa, lavorare nel pubblico è diverso, ti dà più possibilità nel mondo del lavoro in generale. Si va avanti così, purtroppo. No, non è la prima volta, è per avvicinarmi a casa. Primo concorso. Lei da dove viene? Da Castelfranco Veneto. E dove si è laureata? Sono laureata in Romania. E quindi, ma lei già lavora qua in Italia? Sì, lavoro da 17 anni che lavoro in ambito sanitario. Adesso lavoro in ospedale con un contratto determinato e partecipo per un contratto indeterminato. Queste quindi le sensazioni e le storie dei tanti e delle tante che stanno partecipando in queste ore al concorso. Tra poco in studio con noi, come anticipato in apertura di prima edizione, il curatore storico d'arte Marco Goldin. Intanto qualche minuto di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio, prima edizione, martedì 25 febbraio. Come annunciato poco prima della pubblicità, in studio mi ha raggiunto Marco Goldin, storico d'arte e curatore di importantissime mostre anche a livello internazionale. Grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi dell'invito. Noi abbiamo qui lei in anteprima perché domani insomma ci sarà un grande evento alle 11:30 al Teatro Dal Monaco di Treviso. Per annunciare che cosa, Goldin? Beh, per annunciare sostanzialmente il fatto che assieme alla mia società Linea d'Ombra ritorniamo
per la terza volta a fare delle mostre internazionali a Treviso e quindi questa è l'occasione, non possiamo svelare più di tanto, chiaramente può essere facilmente intuibile dato che il mio campo d'azione dal punto di vista dello studio è l'800 e il 900, può essere magari intuibile che questo resterà anche in questa circostanza appunto il termine cronologico entro cui mi muoverò. Insomma, abbiamo visto grosse pubblicità in questi giorni nei giornali in cui venivano rivelati a spizzichi e bocconi qualche dettaglio di qualche quadro. Abbiamo visto Degas, abbiamo visto Monet, abbiamo visto Gauguin, insomma sono assaggi di quello che potremo vedere a Treviso tra poco. Sono alcuni degli assaggi, come ho avuto modo di dire in questi giorni. Comunque non si deve pensare a una mostra di soli impressionisti, insomma se si guarda la mia attività soprattutto degli ultimi 15 anni, mi piace molto mescolare le cose, raccontare delle storie attraverso i quadri e quindi insomma è probabile che così avverrà anche a Treviso. Guardi, noi stiamo mandando in onda delle vecchie immagini di copertura di quando era Ca dei Carraresi con le sue mostre, di queste code lunghissime che arrivavano fino in pescheria. Quando ero molto più giovane. Il suo è un grandissimo ritorno a Treviso. Sì, tutti ricordano ovviamente il tempo della Casa dei Carraresi perché all'epoca, mostre fatte fra il 1998 e il 2004, all'epoca Treviso esplose letteralmente non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Un paio di quelle mostre si classificarono nella cosiddetta, usiamo questo linguaggio, top 10 delle mostre più visitate al mondo. Fummo per direi 4 anni consecutivi la mostra più visitata in Italia e tutto questo in una città di poco più di 80.000 abitanti, quindi venne fuori un vero e proprio caso internazionale. Sono stato invitato, ricordo, a parlare anche in un grande convegno al Louvre proprio del caso Treviso, quindi sembrava strano che una cittadina come Treviso potesse gareggiare in termini di visitatori e anche di qualità delle opere che arrivavano con il Metropolitan, con la National Gallery e cose di questo genere. Insomma, il suo è un grande ritorno, come annunciavamo già, anche appunto in virtù della sua storia artistica, personale ovviamente e lavorativa. Da dove nasce questo ritorno? Lei mancava da Treviso dal 2018. Sì, perché poi dopo la lunga stagione della Casa dei Carraresi sono stato per 2 anni, tra il 2016 e il 2018, a lavorare con la giunta dell'allora sindaco Manildo e festeggiammo in quel momento, 2016, il 20ennale della mia società, appunto Linea d'Ombra, con una grande mostra sulla storia dell'impressionismo e poi l'anno dopo una mostra a cui sono rimasto particolarmente legato perché più desueta, più sicuramente di nicchia, come si usa dire, anche se fece oltre 70.000 visitatori, quella dedicata a Rodin, il più grande scultore ovviamente dell'Ottocento. E da allora sì, non sono più, ho lavorato in tantissimi altri posti ma non a Treviso. Come mai? Beh, come mai? Perché intanto c'è stato di mezzo anche il Covid, quindi questa è una cosa che ha inciso tantissimo dal punto di vista espositivo per quanto riguarda il mondo delle mostre. E poi perché ho fatto anche un lungo lavoro anche dal punto di vista del teatro, quindi dal 2018-2019, poi 2022-2023 ho fatto dei tour teatrali in teatro raccontando la pittura un po' in tutta Italia e quindi mi sono dedicato anche a questa cosa e poi devo dire che avevo quasi messo così in pausa il mondo per me delle mostre e invece fra il lavoro che sto facendo molto ampio con la Regione Friuli Venezia Giulia e questo che sta per arrivare con il Comune di Treviso, insomma, riprendo con grandi progetti. Da cosa è nato appunto questo vigore artistico e questa volontà di ritornare con le mostre? Beh, naturalmente per fare, sì, no, ma per fare gli accordi bisogna sempre essere in due, chiaramente, quindi c'è stato un po' un viaggio fatto assieme al sindaco di Treviso, Mario Conte, con cui ci siamo riavvicinati, i rapporti sono tornati a essere sereni, costruttivi. Devo dire che nella vita sempre mi piace pensare che le cose che in un qualche momento possano anche così collidere, ad un certo momento possano anche cambiare.
lavorare assolutamente e quindi c'è questa idea di lavorare, di tornare a lavorare a Treviso. Con questa amministrazione non mi era mai capitato di lavorare e devo dire che siamo arrivati a stringere un accordo che domani presenteremo e che mi sembra, credo, particolarmente interessante nuovamente per la città. Sappiamo che non vuole anticiparci nulla, ma un piccolissimo dettaglio che magari anche ci fuorvi un po', magari, o qualcosa che può dire dell'incontro di domani, cosa, se può. No, allora la mostra, come ho detto prima, è una mostra che, come piace a me, è un vero e proprio viaggio, un racconto. Mi piace tantissimo, è per questo che ho cominciato a fare anche teatro, mi piace tantissimo raccontare la pittura, raccontare delle storie all'interno della pittura, e quindi non dico usare i pittori, i quadri come mezzo e come veicolo, però insomma immergermi e far immergere tutte le persone che sono con me a teatro oppure che vedranno le mostre nello stesso mondo in cui io stesso mi trovo a immergermi, e quindi questo sarà sicuramente un lavoro fatto in questo modo. Ecco, come lo presenteremo piuttosto? Lo presenteremo con tanti linguaggi, perché naturalmente la mia parola, naturalmente le immagini, ci sarà un video meraviglioso davvero che introdurrà la mostra e poi tante altre cose, come era scritto anche in queste pubblicità più o meno misteriose, anche se tanti hanno capito che c'eravamo noi dietro a queste cose. Ci sarà anche un libro molto grande, una specie di album che abbiamo realizzato e che regaleremo a tutte le persone che verranno domani al Teatro Mario del Monaco di Treviso alle 11:30, perché è sì una conferenza stampa, ma come anche altre volte mi è capitato di fare, abbiamo deciso anche con il sindaco Conte di aprirla al pubblico, anche se l'abbiamo detto all'ultimo istante, ma speriamo insomma che qualcuno venga a trovarci. Assolutamente, e magari veicoliamo anche questo messaggio tramite anche la televisione, chi ovviamente ci sta ascoltando. Senta, io le chiedo una curiosità più che altro, insomma lei ha una lunghissima esperienza in questo settore, rispetto alla fine degli anni 90, agli anni 90, come sono cambiate le mostre? Vediamo sempre più la multimedialità all'interno della mostra, sta cambiando anche il modo di fruire l'arte da parte dei cittadini, secondo lei, delle persone che sono appassionate d'arte? Allora direi che ci sono due cose che hanno contribuito a modificare la fruizione da parte delle persone dell'arte. Detto che io sono sempre favorevolissimo invece all'opera incarnata, fisica, e credo che comunque anche la gente, i visitatori normali amino questo tipo di rapporto con l'opera d'arte, perché è manifestazione di un mistero, è manifestazione di uno stupore e abbiamo tanto bisogno di stupirci davanti alle cose, e questo accade non davanti allo schermo di uno smartphone, ma questo accade davanti all'opera vera, all'opera reale. Certo, da un lato la pandemia che ha costretto tutti quanti per cause di forza maggiore davanti proprio ai computer, ai video, agli smartphone, ha aumentato questa strada, quella di una fruizione intermediata, diciamo così, e dall'altro chiaramente siamo sempre più in un'epoca di intelligenza artificiale, di multimedialità, quindi questo anche ha contribuito. Quello che io sento, ormai sono più di 40 anni che faccio mostre e ho questa casistica, sento che però la gente ancora di fronte a delle opere belle, veramente interessanti, a dei capolavori, ha ancora molta voglia di muoversi. È quel rapporto 1 a 1 che poi crea quell'interazione speciale che si ha con un'opera? Quello sicuramente, ma un'altra cosa che è particolarmente interessante è che le persone hanno voglia e quasi bisogno, direi, di sentirsi accompagnate. Quindi l'audioguida, quindi la visita guidata, certo il rapporto con l'opera, però attraverso una mediazione. Su questo devo dire che noi abbiamo sempre puntato con grande soddisfazione, devo dire. Senta Goldin, si torna a Santa Caterina? Sì, si torna a Santa Caterina, è sicuramente la sede a Treviso deputata per queste grandi mostre, fra l'altro nel 2016 contribuimmo in modo molto importante anche dal punto di vista economico, io e tutta una serie di amici attorno a me, a rimettere a posto dal punto di vista della climatizzazione e della sicurezza la sede, e quindi sono da questo punto di vista molto felice di tornare, diciamo così, sul luogo del delitto.
che diciamo che è l'espressione migliore che poteva usare. Senta, l'avrà visto anche lei, l'avrà notato anche lei da trevigiano, Treviso sta crescendo molto dal punto di vista turistico. Come pensa che anche una mostra magari come quella sua che ci presenterà appunto domani, di cui insomma abbiamo capito già un po' di cosa tratterà, riuscirà a portare e a dare a una città come Treviso che dal punto di vista turistico appunto è in fase di crescita esponenziale? La situazione rispetto a quando io lavoravo alla Casa dei Carraresi 25 anni fa ormai è una situazione molto diversa, perché all'epoca la grande mostra, quando si capì quale veicolo potesse essere, era sostanzialmente il veicolo fondamentale, determinante. Senza quello Treviso non sarebbe diventata una città d'arte. Sappiamo tutti, sono stati fatti infiniti studi di come le grandi mostre di Casa dei Carraresi abbiano veramente influito sulla crescita turistica della città di Treviso. Oggi non è più così, chiaramente. Oggi la mostra si inserisce in un contesto diverso, il tema delle colline UNESCO, la frequentabilità della città anche da parte di tanto pubblico straniero, il ruolo dell'aeroporto naturalmente, quindi stiamo parlando di due mondi completamente diversi. Una volta la mostra era la capofila assoluta e indiscussa, oggi è uno dei vagoni che trainano la città di Treviso. Senta, però anche la pittura tra l'8 e il 900 dà un segnale forte anche per i tempi che corriamo, no? Cioè, percorrendo a ritroso la storia si esce dal romanticismo, lo spleen, insomma questo decadentismo quasi, e poi arriva l'impressionismo che dà colore, dà gioia, dà voglia di vivere. Come vede questo parallelismo in questi tempi che viviamo? Ma io penso e sento anche la percezione della gente quando viene a vedere una mostra, ma anche quando legge un libro che riguardi l'arte, c'è nei confronti della pittura anche dell'Ottocento ancora uno specchiarsi totale. La gente fa più fatica a specchiarsi per esempio nell'arte astratta, che è più complicata da comprendere. Apparentemente più complicata, va spiegata, va raccontata senza eccessiva didattica. Noi siamo ancora degli uomini, dal punto di vista uomini inteso come neutro, uomini e donne, siamo persone che hanno ancora un DNA ancora ottocentesco, la riconoscibilità della natura per esempio. Amiamo ancora in tantissimi la natura, e la natura che noi immaginiamo è ancora quella degli impressionisti. Il Novecento non è il secolo della natura, l'Ottocento è stato il secolo della natura, quindi il nostro rapporto con lo spazio viene mediato attraverso delle immagini, che sono immagini tra l'altro che ci vengono veicolate fino a quando siamo piccoli, ancora nel tempo della scuola, naturalmente quelle più famose, quelle più importanti, e ne vedremo a Treviso nei prossimi mesi con questa mostra. Tutto questo ci viene proprio addosso con quello spirito che è esattamente quello che è ancora ottocentesco, ma tutto questo vestito di modernità, e credo sia la cosa più bella, quello di sentire dentro di noi che c'è uno spirito eterno che vale una volta e per sempre, e però si può raccontare attraverso anche un linguaggio estremamente moderno. Questa cosa mi è sempre piaciuta molto, cioè vestire la poesia di tecnologia. Bellissimo, allora insomma abbiamo un po' capito cosa ci aspetterà, la grande sorpresa di domani. Lei attualmente ha delle esposizioni in corso in Friuli. Sì, i Friuli Venezia Giulia, perché sennò si arrabbiano. Se no si arrabbiano, giusto. Sì, ho fatto una serie di accordi con la regione Friuli Venezia Giulia, in ottobre aprirò una grandissima mostra internazionale a Villa Manin, a Passariano, questo luogo meraviglioso nella campagna friulana, e quella sarà veramente una mostra imponente con 130 opere che arriveranno da 50 musei di tutto il mondo sul tema del confine, che è il tema di Gorizia 2025, capitale europea della cultura, mentre in questo momento una parte a Gorizia e una parte a Monfalcone un grande progetto su Giuseppe Ungaretti. Bellissimo, grazie mille Marco Goldin per essere stato in nostra compagnia. Attendiamo dunque domani, ricordiamo l'appuntamento se vuole. Sì, certo, per tutti, perché l'ingresso è libero, anzi regaleremo uno splendido libro album come ricordo per questa festa del ritorno. Ore 11:30, Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, per tutti coloro che ci vogliano venire a trovare.
Insomma, si riabbraccia Marco Goldin a Treviso, l'avete sentito anche voi, insomma qualche novità un po' l'abbiamo svelata per chi ha orecchie per intendere. Grazie mille Marco Goldin per essere stato con noi e averci raccontato tutto questo. Noi cambiamo decisamente argomento, lo sapete, la cronaca fa parte del nostro quotidiano e come sempre ci permette anche di dover e poter cambiare pagina rapidamente. Dall'arte continuiamo con la cronaca, ci sono delle novità. La nostra Tiziana Bolognani ha ascoltato questa mattina le parole del padre della piccola Afra morta a Vittorio Veneto sul Fadalto mentre era in macchina con la madre. Intanto ripercorriamo gli ultimi aggiornamenti perché è indagata per omicidio stradale proprio la mamma della bambina di 4 anni. La mamma di Afra, la piccola di 4 anni morta nel tragico incidente stradale sul Fadalto, è in ospedale accanto agli altri 3 figli. Il più grave è il fratello di 7 anni ricoverato in terapia intensiva. La bambina di 9 anni è in prognosi precauzionalmente riservata, ricoverata in ambiente non intensivo, così come la maggiore di 23 anni. A Conegliano rimane grave anche il conducente della Golf, il 34enne di Vittorio Veneto, che si trova in ambiente intensivo in condizioni stabili. Una tragedia che ha distrutto una famiglia intera. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha aperto un fascicolo d'inchiesta. La mamma, 49enne di origini ghanesi, è stata indagata con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Sul corpo della piccola non sarà effettuata l'autopsia. È stata disposta invece una perizia cinematica per stabilire la dinamica del sinistro e per far luce sul fatto che Afra fosse o meno allacciata al seggiolino, così come se i fratelli avessero le cinture di sicurezza. Il gravissimo incidente è avvenuto lungo la statale 51 a Lemagna, sotto al ponte Botteon. 3 i mezzi coinvolti, 2 auto ed un camper. Da una prima ricostruzione della polizia locale, la mamma, con i 4 figli a bordo, stava procedendo verso Vittorio Veneto quando, malgrado la curva e la doppia linea continua, ha tentato di sorpassare il camper di una coppia di bellunesi, ma non si è accorta che la stessa manovra la stava compiendo dalla direzione opposta il 34enne vittoriese al volante della Golf, che stava superando, essendo la sua careggiata, a 2 corsie in quel tratto un'altra vettura. L'impatto violentissimo, la monovolume prima ha urtato il camper, poi l'impatto frontale con la Golf. Lo schianto, le lamiere, le auto ferme in mezzo alla strada, il silenzio dell'ennesima tragedia. E quella di Belluno è una comunità sotto shock dove viveva la famiglia. Senza parole, non so come mamma sopporta sua mamma, perché era proprio come chiocciola per bambini, vestiti sempre bene, educati, bella famiglia. Belluno non c'è persone come queste persone qua. Fanno vivere le persone, fanno crescere le persone e in più... Mi dispiace, guarda, è una cosa che insomma fa piangere, ecco. Non si danno pace ai vicini di casa nella frazione di Levego al 64 di via Meassa, sguardi increduli, sgomento e lacrime per la tragedia che ha strappato la vita alla piccola Afra, 4 anni appena, e che tiene con il fiato in sospeso per la sorte dei fratellini, della sorella più grande di 23 anni e della mamma Mavis. Sempre mi salutavano davanti porta perché vanno, bambina era speciale, bellissima come bambola, proprio speciale. E per caso ho detto, mi raccomando, piano, buon viaggio. Un viaggio per celebrare la fede nella gioia che ha trasformato una domenica di festa in un incubo. Non è facile accettare una situazione del genere, quindi ci siamo stretti tutti attorno alla famiglia, attorno agli amici, ai fratelli, ma anche alla classe dell'asilo che frequentava proprio a Levego. Il Comune si è messo a disposizione della famiglia. Con il dirigente scolastico dell'asilo Buzzati che Afra frequentava si è deciso di fornire aiuto psicologico ai compagni di classe. Anche la classe, mi diceva il dirigente scolastico, avrà bisogno di un percorso per far capire e far comprendere anche a questa età giovane cosa sia successo, magari però con i professionisti adeguati.
Il personale della cooperativa Europromos, per la quale Mamma Mavis presta servizio al San Martino di Belluno, ha aperto una raccolta fondi. William Occhiere, il papà della piccola Afra, è rientrato già nel pomeriggio di domenica dal Belgio, dove era andato per cercare un'occupazione che gli consentisse di sostenere al meglio la sua famiglia. La spola fra il Cafoncello di Treviso e l'ospedale di Conegliano, le pratiche burocratiche da sbrigare, un dolore che nessuna parola può descrivere. Una famiglia allegra. Sempre cantavano, bambini educati, tutto. E ora non so, questi di 7-9 anni come sono. Grave, io credo. Siamo tutti tristezza. E saranno celebrati proprio a Belluno i funerali della piccola Afra. Le tapparelle dell'abitazione dove vivono William, Mavi, Ocre, qui a Levego in via Meassa 64 sono ancora abbassate, però i giochi che ieri avevamo visto sparpagliati in cortile sono stati rimessi a posto. Si prova a ricominciare una vita distrutta domenica in uno incidente drammatico, ancora senza spiegazioni sulla statale 51 di Alemagna. Mamma Mavi ancora all'ospedale di Conegliano, i due bambini al Cafoncello di Treviso, in particolar modo il maschietto versa in condizioni più gravi e ancora in prognosi riservata. Abbiamo parlato con il papà William Ocre, è un papà naturalmente distrutto che però si sta dando forza e che sta cominciando a sbrigare le pratiche necessarie anche a dare l'ultimo saluto alla piccola Afra che sarà proprio qui a Belluno. Allora prego la regia di mandare in onda questa breve conversazione telefonica che abbiamo avuto poco fa con il papà William. Buongiorno, volevo sapere innanzitutto come sta sua moglie e come stanno i bambini. Mia moglie sta bene, adesso siamo in pronto sopra controllo. C'è un'altra animazione. Quello più grande. Sì. Quello di 9 anni sono in pediatra. Quello di 7 anni sono in terapia intensiva. In terapia intensiva? Sì. Senta, lei come sta? So che state pensando di fare il funerale a Belluno. Tutti quanti sono a Belluno. Quindi il funerale lo farete qui a Belluno? Sì, sì. Avete già pensato dove? Perché appena siamo ancora in ospedale di Treviso, quindi noi siamo già contattati un'agenzia di funerali a Belluno. Lei è secondo pastore? Sì. Quali sono le parole di fede che in questo momento possono sorreggere lei e la sua famiglia per una tragedia così inspiegabile, così grave? Sì. Perché adesso veramente io non penso niente, perché devi guardare quello in viva prima. Ecco, avete sentito le parole di papà William Ocre, è un papà naturalmente, comprensibilmente distrutto, vicepastore della Chiesa Evangelica. Si sa che domenica la famiglia era diretta per la tradizionale funzione domenicale nella Chiesa Evangelica di Arcade. Sono moltissime, numerose, diverse le chiese evangeliche sia in provincia di Belluno che in provincia di Treviso e anche numerose proprio all'interno del medesimo comune. Qui a Levego regna il silenzio, il cordoglio, sono già iniziati
i colloqui con i bambini dell'asilo Buzzati frequentato da Afri, colloqui suggeriti dal sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, che ha chiesto l'intervento di un professionista per spiegare nel modo più delicato possibile ai piccoli che cosa è accaduto alla loro compagna di scuola e di giochi. Grazie dunque al contributo importantissimo della nostra Tiziana Bolognani. Avete sentito le parole del papà William, si attende quindi nelle prossime ore una data per i funerali che, come avete sentito, si svolgeranno a Belluno. E continuiamo a parlare di incidenti sulle strade. Ci spostiamo nel Vicentino dopo l'incidente che ha coinvolto una donna incinta sulle strisce pedonali, che ha riacceso sostanzialmente il dibattito sulla sicurezza delle strade proprio in quei luoghi. Siamo all'incrocio tra Corso Santi Felice e Fortunato e via D'Annunzio, proprio nel Vicentino. Per noi il contributo del nostro Daniele Garbin. Parliamo di sicurezza stradale, siamo in Corso San Felice, una strada verso Verona, una via molto trafficata, soprattutto con un traffico veloce, tanto da rendere difficile per i pedoni l'attraversamento pedonale. Ce ne sono molti, ci sono anche dei semafori, ma non bastano. Solo qui, in questo punto esattamente, una ragazza incinta è stata travolta da un'auto, fortunatamente non ha avuto gravi danni, però è stata l'ennesima goccia che ha posto il problema a un consigliere comunale, Raffaele Colombara, che su questo ha posto un'interrogazione al Consiglio Comunale. Noi abbiamo sentito l'opinione delle persone che effettivamente sono molto preoccupate e dicono ci vuole qualcosa, bisogna intervenire e non si può andare avanti così. Sì, ho saputo dell'incidente, ma però diciamo che ci vorrebbe un po' qualcosa che potesse rallentare anche per la clientela, diciamo, che attraversa, stia più attenta, manca l'automobilista che stia più attento alla velocità che sta percorrendo, attenzione soprattutto che siamo vicini alle scuole anche. Che succede in questo viale? Insomma, è un viale pericoloso secondo lei? Allora, qui nella pista di Monza troviamo delle belle sorprese in tutti i momenti. Allora, c'è chi passa con il cane in braccio guidando la macchina, spesso con il telefonino, quasi sempre con l'auricolare, e poi c'è anche un problema eventualmente di velocità e di non osservanza di quelle che sono le segnaletiche, sia orizzontali che verticali, e la mancanza soprattutto di rispetto nei riguardi degli altri. È pazzesco, proprio non si può attraversare assolutamente. Perché non si fermano, tutti corrono e basta. E le strisce pedonali non interessa niente. Non le rispettano? No, assolutamente. Cosa ci vorrebbe secondo lei? Limite di velocità a 30, però dalla rotatoria di Valle Crispi là in fondo, da là, minimo. Bisogna sempre guardarsi attorno prima di attraversare, perché non si sa mai chi arrivi, questo sì. Lei ha paura a farlo? Sono cauta, sto molto attenta, sì. Su questa strada in particolare è molto veloce, ci dicono? No, ma anche perché ce ne sono tante qua di strisce, è pericoloso per gli autisti che devono stare attenti e chi attraversa, ragazzi. È una strada frequentata anche da bambini e quindi sì, ma tutto lo stradone anche in fondo vedo che è abbastanza, quindi sì, bisognerebbe un attimino intervenire su questo, perché vedo che ne stanno succedendo sempre di più, giorno dopo giorno vedo che la situazione peggiora sempre di più. Quindi speriamo che aggiustino anche questo lato della nostra città. Non ho avuto esperienza, però ho visto tanti incidenti perché abito proprio qua vicino, sì. Corrono troppo, c'è disattenzione, qual è il problema? Senz'altro sì, corrono troppo e poi c'è gente che attraversa un po' da sprovveduti e quindi succede. Quindi cosa devono fare secondo le telecamere, controlli, rallentare in qualche modo? Ma certamente un po' di tutto devono fare, sì, ma fare.
Ora ancora con la cronaca andiamo sul sito dell'Ansa.it. Nella sezione del Veneto un cadavere di un uomo è stato trovato davanti a una scuola a Verona. Si tratta di un clochard di 73 anni trovato morto questa mattina davanti a una scuola media proprio di Verona, della città. L'uomo, che da tempo viveva ai margini, era molto conosciuto in particolare dalla Ronda della Carità, l'associazione di volontariato impegnata a dare assistenza ai senza tetto, servendo loro pasti caldi la sera ma anche coperte. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale e il corpo trasferito in obitorio. Questa dunque è la notizia che arriva dal veronese. Torniamo invece nel Trevigiano, nella Marca. Sono 2 diverse rapine messe a segno ai danni di 2 minori. La prima vittima, solo 11 anni, in entrambi i casi la refurtiva è stata riconsegnata ai malviventi. Arrestati hanno 18 e 20 anni. Ha avvicinato un ragazzino di 11 anni che nella tasca del giubbotto aveva con sé diverse centinaia di euro. Strattonandolo è riuscito ad impossessarsene per poi fuggire. Il ragazzino ha prontamente chiesto aiuto. In pochi minuti i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa sono riusciti a rintracciare l'autore del gesto. È un 18enne marocchino. Era poco distante dal luogo della rapina, è stato arrestato, la refurtiva è stata restituita al ragazzo. Poche ore dopo i militari della compagnia delle stazioni di Ponte di Piave, Motta di Livenza e del Norma di Conegliano arrestavano un altro cittadino marocchino, 20enne questa volta, per essersi reso responsabile della rapina ai danni di un 17enne indiano. Quest'ultimo, la vittima, è stato raggiunto in casa dal suo carnefice. Credendo fosse un amico del padrone, gli ha aperto. Una volta dentro, questi, sotto la minaccia di un coltello, si è fatto consegnare 2 collane, un orologio, un cappellino. Poi ha tentato di impossessarsi anche dei vestiti che c'erano in casa e di alcune bottiglie di liquore. L'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. La refurtiva è stata recuperata. Il coltello utilizzato per la rapina è stato sequestrato. Addosso, conservata in un marsupio, il 20enne aggressore aveva con sé delle pastiglie di MDMA ed una confezione in cellophane contenente cristalli bianchi, probabilmente anfetamina. Tutta la droga è stata sequestrata. E noi ritorniamo nel Bassanese ancora con la cronaca. Ladri scatenati a Colceresa, 4 furti nel weekend. I residenti sono sempre più preoccupati. La tranquillità di Colceresa è stata nuovamente scossa da una serie di furti che stanno mettendo in allarme i residenti. 4 colpi sono stati registrati nel weekend, un nuovo capitolo di una serie di effrazioni che non accenna a fermarsi. I ladri, sempre più audaci, sembrano agire indisturbati in una zona già segnata da decine di episodi nelle scorse settimane. I malviventi sono entrati in 4 abitazioni a Molvena, in via Villa e via Pilastro. Nei giorni scorsi una banda era stata avvistata anche in via Roma, dove immediatamente sono intervenute le forze dell'ordine. Sia l'amministrazione di Colceresa che quella di Pianezze hanno intensificato i controlli, che va ricordato sono sempre stati frequenti in questi mesi. Rimane alta l'attenzione sulle indagini, con gli investigatori che stanno cercando di tracciare una pista attraverso le testimonianze dei residenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Intanto, come detto, la preoccupazione cresce e la richiesta di un'azione più incisiva da parte delle autorità diventa sempre più urgente. Rimaniamo nel Vicentino. Fugge all'alt della polizia, aggredisce gli agenti dopo un inseguimento in auto e a piedi. Un cittadino tunisino di 25 anni è stato arrestato a Vicenza dopo un inseguimento in auto e a piedi tra le vie del centro, nel corso del quale ha cercato di aggredire i poliziotti che lo avevano fermato. L'episodio è avvenuto in pieno pomeriggio, quando una volante della questura, durante un posto di controllo in Viale Milano, ha intimato l'ALT ad un'auto con 3 persone a bordo, che non si è fermata, fuggendo ad alta velocità. È scattato così l'inseguimento e a un certo punto del quale i fuggitivi sono scesi dall'auto, dandosi alla fuga a piedi. Uno di loro, che teneva in mano un sacchetto di plastica, è stato intercettato all'uscita del Parc Cattaneo e bloccato dagli agenti dopo aver gettato il sacchetto in un giardino privato. Prima di essere messo in sicurezza all'interno della volante, ha aggredito i poliziotti a spintoni e calci. Nel sacchetto recuperato sono stati trovati e sequestrati 17 involucri di hashish pronti allo spaccio e un telefono cellulare. L'uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida. Qualche minuto di pubblicità, tra poco.
Eccoci tornati in diretta, prima edizione insieme ancora fino alle 13:30. Apriamo uno spazio di approfondimento su quello che è il tema dell'abitare, sul tema della casa. Sabato scorso a Treviso, a Palazzo dei 300, il convegno in cui ha visto riunite istituzioni e associazioni del territorio proprio per discutere su questo tema che coinvolge tutti, e quindi tutti insieme partecipiamo a tentare di risolvere questo problema. Con me collegati gli ospiti che saluto e ringrazio: Gloria Tessarolo, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso, grazie per essere con noi. Buongiorno. E Francesco Belletti, direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia, che proprio sabato ha presentato, proprio in occasione del convegno, quanto emerso nell'ultimo studio relativo al 2024. Buongiorno. Buongiorno a voi. Insomma, inizio da lei, Belletti. Insomma, quello che è emerso sabato durante il convegno racconta di famiglie che lei ha definito sempre più banche senza interessi per i giovani. Qual è il dato che avete riscontrato nello studio? Diciamo che siccome l'Italia è un paese di proprietari, il 75% delle famiglie italiane possiede la propria casa, però nel 50% dei casi chi ha acquistato casa è stato sostenuto o in tutto o in parte dai propri genitori, dalla propria famiglia di origine. Quindi c'è una funzione molto importante sul tema casa, che è un tema decisivo per le nuove generazioni, in cui le famiglie fanno un po' da banca appunto senza interessi, da opportunità per i giovani. In questo modo ci sono generazioni di adulti, i genitori, che risparmiano, che scelgono di non spendere i propri soldi per i propri consumi, per mantenere un patrimonio, un tesoro, un tesoretto, un pezzo di eredità da consegnare per il futuro dei figli. E questa è di fatto un bel pezzo di politiche giovanili del nostro paese. C'è poi quello slogan che diceva dove c'è casa c'è famiglia, perché la famiglia è stata sempre al centro di questo convegno, però visti i tempi che corrono, quello che si dovrebbe dire forse è che dove c'è famiglia c'è casa, perché la casa, appunto, come già accennava lei poco fa, è un bene essenziale per costruire un futuro solido per eventuali coppie, soprattutto di giovani che fanno sempre più fatica anche ad accedere ai mutui. Beh sì, la casa per i giovani è anche il segnale del giusto distacco dalla famiglia di origine, è l'inizio dell'autonomia. Casa e lavoro sono i due strumenti strategici con cui un giovane mette in pista il proprio progetto di vita, e sorprende che in molti paesi per i giovani questo sia uno dei vincoli che allontana l'età del matrimonio, che allontana l'età della scelta del fare famiglia e quindi anche l'età della scelta del mettere al mondo dei figli. Quindi la casa, la criticità del bene casa è anche collegata alla crisi della natalità di cui si sta parlando tanto nel paese. E qui chiedo l'intervento e l'aiuto di Gloria Tessarolo, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso, perché tanto anche con i nostri telegiornali ci siamo occupati del tema dell'abitare. Come sta Treviso in questo senso, e l'amministrazione che strategie sta cercando di adottare per far sì che sempre più persone abbiano accesso poi alle case? Poi parleremo anche del tema delle affittanze brevi. Sì, Treviso sta come sta tutta Italia, forse meglio da un certo punto di vista su alcuni fronti, nel senso che sul fronte ad esempio delle abitazioni pubbliche rispetto ad altri territori, parlo di case popolari, noi conosciamo molto bene il nostro patrimonio, lo stiamo manutentando nonostante le grosse difficoltà degli enti locali e degli enti deputati, in questo caso dell'ente regionale, l'ATER, ad avere liquidità. Ricordo, ed è stato ricordato nel corso del convegno banalmente, che gli enti pubblici sono stati esclusi dal bonus, per cui ci sono anche misure che non possiamo in qualche modo veicolare nei territori facendo beneficiare ad esempio il bene pubblico, e quindi in questo caso le case pubbliche popolari. Treviso sta cercando di investire su più fronti, quindi da un lato c'è quello che seguo prettamente io, che ritrovo in molti punti della ricerca, del report di CISF, che è davvero una lettura molto interessante perché fotografa molto bene in realtà
quello che viviamo anche nella nostra città, ed è il fronte più prettamente sociale che poi entra in gioco, no? Il fronte relazionale, l'abitazione come luogo di cura se l'età della persona diventa una età avanzata, oppure l'abitazione invece come progetto di vita e quindi in qualche modo strumento anche utile a convertire un po', a invertire la tendenza sulla natalità. Dall'altra parte ci sono strumenti, quelli che abbiamo, strumenti urbanistici di programmazione. Anche qui il Comune di Treviso, lo ricordavo proprio nel corso del convegno, ha agito su due fronti, ad esempio uno nell'immediato post-Covid nel 2022 con il nuovo regolamento edilizio, prevedendo degli incentivi a creare spazi comuni, perché appunto la casa non è solo mura, ma è anche come, e quindi come vivi, e c'è un benessere, no? Che può essere generato dallo stile abitativo, e quindi gli spazi verdi che ci venivano richiesti, le aree comuni per poter supportare ad esempio i genitori lavoratori con alcuni servizi, e questo è stato introdotto all'interno del regolamento. L'altra invece è una misura del 2024, sempre dell'assessorato all'urbanistica, che ha cercato di agire invece su un altro tema che riguarda la casa e che riguarda il tema del lavoro e casa. Noi oggi abbiamo, io lo vedo in via prevalente sui servizi sociosanitari, abbiamo una grande fame di competenze di lavoratori, quindi parliamo di OSS, di infermieri, di medici, insomma è una situazione che è nota a tutti e con il Covid è esplosa. Però abbiamo un mercato immobiliare con degli affitti o delle vendite assolutamente inaccessibili o di difficile accesso, per cui lì abbiamo cercato invece di intervenire sulle aree PEP, cercando di incentivare le imprese o le cooperative e quindi i datori di lavoro in qualche modo a poter costruire edilizia utile quindi ai loro lavoratori a prezzi accessibili. Questi sono piccoli strumenti, quello che un'amministrazione locale può fare in mancanza di politiche strategiche nazionali sulla casa, politiche che mancano, lo sappiamo, ce lo diciamo da tempo, da oltre 40 anni. Certo, Belletti, senta, lei ovviamente ha un osservatorio privilegiato su quella che è la condizione italiana anche rispetto a questo tema, e come diceva l'assessora, Treviso è una realtà magari seppur piccola rispetto alle grandi città d'Italia, Milano, Torino, Roma, Napoli, ma che tutte bene o male hanno la stessa caratteristica, le stesse problematicità. Insomma, anche in virtù dei vostri studi, secondo lei quale sarebbe una soluzione veloce per cercare di arginare, insomma, questa difficoltà di accesso alle case? Ma bisognerebbe lavorare su due filoni che riguardano un po' la flessibilità. Da un lato favorire la disponibilità di case che non siano solo di lusso o che non siano case popolari. Si può parlare di case abbordabili, affordable housing, cioè che i costruttori, quando costruiscono nuova edilizia, facciano anche delle abitazioni accessibili anche ai redditi medio-bassi, a 2 insegnanti, a 2 operai, perché altrimenti le città, per esempio Milano, ha perso tantissime famiglie perché il costo del mattone è troppo alto oggi. E poi bisognerebbe sbloccare la questione degli affitti. Dall'indagine salta fuori anche che in Italia abbiamo 10 milioni di appartamenti sfitti, quindi paradossalmente su 26 milioni di famiglie che occupano altri 26 milioni di case. Quindi ci sono, alcune di queste case sono in posti dove nessuno può andare a vivere, alcune sono deteriorate, però c'è un patrimonio abitativo che potrebbe essere rimesso a nuovo e messo in circolazione, valorizzando anche gli affitti, forse proteggendo anche, non solo gli inquilini ma anche i piccoli proprietari che oggi hanno troppo paura di non ricevere più la disponibilità del bene, non hanno strumenti se non ricevono l'affitto con regolarità, e molto spesso è il piccolo risparmio della famiglia, quindi bisognerebbe riuscire a sostenere anche un mercato dell'affitto un po' protetto, non totalmente regolato dal pubblico, ma che sia anche più flessibile. Uno sguardo al Veneto, leggo un dato: 470.000 alloggi sfitti nella regione, 10 volte di più della disponibilità dell'edilizia residenziale pubblica, che si aggiungono poi a tutti quelli trasformati in bed and breakfast o appartamenti per le allocazioni, quindi in allocazioni turistiche. Insomma, Gloria Tessarollo, Treviso è una delle città che sta vedendo questo fenomeno sempre più espandersi.
Sì, e non è l'unica, poi lo diceva correttamente il professor Belletti, condivido in toto quanto ha detto. Allora, per poter agire su questo tema bisogna agire su più fronti. Il primo è quello della garanzia del proprietario. Oggi il proprietario non è garantito, io lo vedo perché sul fronte sociale siamo sollecitati quotidianamente da sfratti sia da privati che dal pubblico e qui si apre un grosso tema che è quello dell'esigibilità del diritto alla proprietà che quando entra in una procedura di sfratto è molto molto lunga. Si fa fatica oggi a sfrattare le persone, ci si riesce molto più di un tempo, però si stanno un po' mandando al collasso i servizi sociali in generale. E qui poi mi aggancerò anche a quella che è una sperimentazione che stiamo facendo sul fondo di sostegno all'abitare. L'altro grande tema è nazionale. Io sono convinta che se ci consentissero, modificando la norma sull'edilizia residenziale pubblica, di poter vendere o abbattere ERP, quindi immobili legati esclusivamente ad affitti davvero molto bassi, e costruire come pubblico invece quelli che noi definiamo immobili in equo canone, l'edilizia convenzionata, ecco lì potremo in qualche modo immettere immobili senza mandare in default le casse, perché poi le casse del pubblico che poi in qualche modo devono sostenere anche banalmente i lavori di manutenzione, quindi con affitti da 300, 400, 500 euro tutto incluso, e parlo di una dimensione di capoluogo come la nostra. Ecco che allora consentire agli enti pubblici di fare questo tipo di lavoro, noi e le ATER a livello nazionale, immettendo nel mercato immobili che danno questo tipo di risposta, forse un po' il mercato riusciremo intanto a dare delle risposte immediate alla cittadinanza, o almeno una quota di cittadinanza, e poi magari a smuovere anche il mercato. Fermo restando che bisogna comunque agire sul diritto dei piccoli proprietari, che oggi sono in fortissima difficoltà. Mi ricollego al fondo di sostegno all'abitare, perché su questo abbiamo ragionato, come Treviso in primis, perché ovviamente noi abbiamo grandi numeri che ci consentono di fare dei ragionamenti, ma poi la strategia va condivisa, perché è un problema questo che abbiamo in tanti, quindi l'abbiamo condiviso con l'Associazione Comuni Marca Trevigiana, che io ringrazio, con Paola Roma, la sua presidente, e da lì è nata una collaborazione, è emersa proprio una forte rete con camere di commercio, piccoli proprietari, sindacati degli inquilini, per costituire un fondo di sostegno all'abitare su 2 livelli. Un primo livello riguarda il fondo vero e proprio, quindi dove il pubblico fa temporaneamente da garanzia al privato nel caso di mancato pagamento delle rate d'affitto. Dall'altra parte invece l'educazione all'abitare, perché c'è un grossissimo problema in Italia che è aumentato con i flussi, e non solo, ma con i flussi migratori degli ultimi anni molto molto elevati, con una cultura dell'abitare molto molto diversa. Ma banalmente non sto gettando la croce addosso a nessuno, banalmente sono semplicemente fattori culturali. Sono le spese condominiali. Certo. Le spese condominiali non sono percepite come spese obbligatorie, questo non può esserci confusione su cosa è spesa abitare, non è solo all'affitto, la spesa condominiale va pagata, così come le bollette delle utenze. Allora qui è chiaro che i comuni possono proporre, possono fare la loro parte, in un'ottica di sistema e strategico questa cosa va presa anche da altri enti, si può rispondere solo in maniera collettiva. Certo. Belletti, insomma, poi proprio dal sindaco di Treviso Mario Conte la richiesta a gran voce che finalmente si discuta di un piano nazionale per la casa. Sì, diciamo che il comune è un luogo privilegiato perché conosce direttamente il territorio, il patrimonio, i bisogni dei cittadini, quindi è un livello che non può essere tagliato fuori da un piano nazionale, però contemporaneamente l'azione dei singoli comuni senza uno scenario, senza che la questione abitativa entri nell'agenda dell'intero paese. C'è entrata col 110%, abbiamo speso oltre 100 miliardi di euro in questa operazione, però è stata un'operazione veramente mal pensata e mal gestita. Anche nel PNRR ci sono delle risorse attribuite alla casa, alla risistemazione delle abitazioni, alle persone con maggiore vulnerabilità abitativa, quindi però c'è bisogno di un piano casa a livello nazionale, strategico, finanziato per 5-10 anni, anche questo è decisivo, avere strategie di lungo periodo, perché altrimenti se si mette in atto una politica che dura solo un
anno nella costruzione delle case, nei progetti di vita delle famiglie si sentono protetti e tutelati. Quindi serve il lungo periodo e serve un impegno di tutta la pubblica amministrazione, insieme anche alle risorse produttive, ai proprietari, ai costruttori. Insomma, è proprio un problema di rete, di territorio. Esatto, che coinvolge tutti, a partire appunto dai sistemi di welfare ai sistemi proprio di accessibilità, accesso agli stipendi. Insomma, abbiamo provato a dare un po' un piccolo approfondimento, un piccolo sguardo su quello che è un tema vastissimo e che richiederebbe moltissimo più tempo per poterlo sviscerare fino in fondo. Però intanto ringrazio per essere stati in nostra compagnia Gloria Tessarolo, assessore al sociale alle politiche sociali del Comune di Treviso. Grazie ancora per essere stata con noi. E Francesco Belletti, direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia. Grazie ancora della vostra disponibilità. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci, grazie. Grazie a voi. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Ricordo semplicemente che come invece era di consueto ogni martedì l'appuntamento con Ring questa sera non andrà in onda perché torna il grande calcio in diretta esclusiva su Antenna 3 con le semifinali della Coppa del Re, i più grandi campioni del calcio iberico in due sfide tutte da vedere stasera alle 21:30 in diretta il big match Barcellona contro l'Atletico Madrid, motivo per cui la puntata di Ring non andrà in onda, e domani sempre alle 21:30 la sfida tra Real Sociedad e Real Madrid, primo appuntamento dunque questa sera, e per l'occasione appunto la puntata del martedì con Ring slitta alla prossima settimana. Per la prima edizione è tutto, grazie per essere stati con noi e averci seguito fino a qui. Ora il meteo e poi appuntamento ai telegiornali di questa sera a partire dalle 18:30. Una buona giornata, arrivederci.